prima di far casa. The same Cosa si aspettava prima di arrivare qua e che cosa ha trovato a Sassari? what did you expect if you came to Sassari, and what did you discover about it? In terms of basketball or the island? Everything. Basketball-wise, I had no idea what to expect. I knew I was coming into an extremely experienced team. I knew I was going to be one of the youngest guys. In terms of inserting myself into the roster, to the lineup, I had no idea what was going to happen. You know, like I said, just trying to improve every day to help the team. But in terms of the island, I did a little bit of research. You know, I studied tourism when I was in college, so I kind of know my way around figuring out how cities operate, you know, destinations and stuff like that. I really like Sardinia. I like the slow pace of life. I like the people. I like the food. I like capocaccia, for sure. I'm hoping one day I can catch a cinghiale. That's what I really want. That's a wild boar for people who don't know. It's really nice here, and I like it. But you know, it's tough. When you're on the island, you're really separated from life. You know, they say Sardinia is not Italy, and you know, it's not. It's different. You know, you go around the island, you see Independencia or whatever it's called. It's almost like another world being here, and that's definitely an experience you can't really find in America. So. Allora, per il basket non avevo idea di cosa potevo aspettarmi. Sapevo che stavo entrando in una squadra con molta esperienza, ho cercato di inserirmi al meglio possibile e continuo a farlo tuttora. Per riguardo dell'isola, sì, prima di venire ho fatto della ricerca, poi ho studiato il turismo all'università, quindi sapevo un po' come cercare informazioni. Sì, mi piace il fatto che è una vita un po' più rilassata, mi piace il cibo, mi piace molto il capocaccia, un giorno spero di prendere un cinghiale. Per prenderlo, di cacciarlo. E poi fare il filetto. Diciamolo. Mi piace molto, però essendo un'isola è un po' difficile perché siamo veramente separati. Dicono tutti che Sardegna non è in Italia ed è vero. Poi quando vai in giro vedi sempre indipendenza o indipendisti. È un altro mondo, poi ovviamente è un'esperienza completamente diversa di vivere negli Stati Uniti.